La Polisportiva Gioiosa piega il Melilli al termine di una sfida intensa e spigolosa, conquistando 3 punti che pesano tantissimo nell'economia del girone B di eccellenza. Una vittoria costruita con lucidità e carattere che permette ai bianco-granata di restare agganciati all'8° posto e di alimentare ambizioni e fiducia. L'avvio è subito acceso, i padroni di casa provano a mettere pressione e si affacciano dalle parti di Barbagallo con Muschio, ma il suo tentativo è troppo debole per impensierire l'estremo difensore ospite. Il Melilli non resta a guardare, risponde con Catania che gira in porta di testa. Paterniti però è reattivo e chiude lo specchio con sicurezza. La gara si accende definitivamente dopo il quarto d'ora. Cervello ci prova di testa sfiorando la traversa. È il preludio al vantaggio che arriva al 25°. Sugli sviluppi di un corner lo stesso Cervello prende il tempo a tutti, impatta con decisione e spedisce il pallone alle spalle di Barbagallo. Il comunale esplode 1-0 per la formazione gioiosana. Il Melilli accusa il colpo ma non si arrende, anzi reagisce con orgoglio. Lo giudice trova la risposta pronta di Paterniti, poi Catania a colpo sicuro si vede negare il pareggio da un salvataggio sulla linea di Di Maggio. È un momento chiave, il Gioiosa soffre ma resiste. Dall'altra parte i biancogranata sfiorano il raddoppio con una conclusione deviata che si stampa sul palo esterno. Proteste vibranti poco dopo per un possibile fallo su Di Stefano in aria. Il direttore di gara lascia correre. Il finale di primo tempo è un susseguirsi di emozioni. Calderone pesca Muschio in aria ma la conclusione è centrale. Poi ancora il Melilli a sfiorare il pari. Lo giudice impegna severamente Paterniti. Catania trova un altro muro difensivo sulla linea e infine il colpo di testa di Leonardi si perde alto sopra la traversa. Nella ripresa i neroverdi provano a rientrare in partita fin dai primi minuti, ma Paterniti c'è sempre attento, reattivo e decisivo. Così al 61° il Gioiosa raddoppia quando sulla punizione calibrata di Gorobsov Di Stefano prende il tempo a tutti e di testa firma il 2-0 alle spalle di Barbagallo. È il primo sigillo in bianco granata ed è un gol che pesa parecchio. Il Melilli non si arrende, ha l'occasione per riaprirla, ma ancora una volta Paterniti si oppone con un riflesso da copertina sul colpo di testa di Leonardi. A complicare ulteriormente i piani degli ospiti arriva anche l'inferiorità numerica. Ulma ferma Muschio e si prende il secondo giallo, cartellino rosso e Melilli in 10 uomini. La strada diventa in salita, nel finale gli ospiti ci provano in maniera disperata. D'Amico ci prova 2 volte, prima con un sinistro da fuori, poi con una rovesciata spettacolare in piena aria. Belle intenzioni, mira imprecisa, la porta resta inviolata. Finisce 2-0, il Gioiosa sale a quota 31 punti, allunga più 11 sulla zona playout e può guardare avanti con fiducia persino verso le zone più nobili della classifica. Il Melilli resta fermo a 23 con appena 3 lunghezze di margine sulla zona rossa della graduatoria.